belli, eloquenti, personaggi storici. Abbiamo Gino Mugheddu, compoitore per il gremio dei falegnami. Ci apprestiamo quindi a seguire la discesa di Fabrizio Pomogranato. I trombettieri hanno già dato il loro via libera, la pista è assolutamente praticabile ed ecco che parte al galoppo Fabrizio Pomogranato. È ancora un centro, quinta stella della giornata, e direi che questo è un sestetto di cavalieri assolutamente eccezionali, perché nelle ultime 5 discese abbiamo assistito a 4 centri. Davvero prolifico, complimenti. Eccolo qua, ancora Fabrizio Pomogranato, la regia ci ripropone con le riprese rallentate il suo successo. Anche lui riceverà tra poco la stella d'argento. Si allungano un pochino i tempi, da qui anche un avviso ai nostri colleghi in regia a Cagliari: l'interruzione pubblicitaria seguirà la prossima discesa del sesto cavaliere di questo gruppo e così pure le successive interruzioni le posizioneremo al termine di ognuno dei gruppi di cavalieri che tentano di centrare la stella. Fabrizio Pomogranato risale ancora con la stella sulla sua spada per ricevere la stella d'argento. Fabrizio Pomogranato porta sulla sua Nanakamasa, una sella italiana. Ricordiamo lo scorso anno Fabrizio impersonò su Gompoidori con Ghepesimi, che poi è quel cavallo che lo ritrae in quel poster dove tutta la città è stata tappezzata. Oggi ha voluto cambiare cavallo e questo Nanakamasa ha certamente contribuito a raggiungere questo prestigioso risultato. Il rullo dei tamburi per Fabrizio Pomogranato. Su alla quinta stella della giornata, che fa seguito a quelle di Maurizio Casu, Gianluca Russo, Roberto Salaris e Cristian Sarais. 18 discese, 5 stelle, un bottino di tutto rilievo. Ed è ancora un componente del gremio dei contadini che organizza questa edizione odierna della Sartiglia a consegnare la stella d'argento. Sì, era Amedeo P, che sarà presidente del gremio il prossimo anno, il 2016. Dovremmo attendere adesso invece la discesa di Rodolfo Manni con il numero 9.